Omicidio di Margherita Ceschin, nuove prove inchiodano i killer e il mandante del delitto di Conegliano. I difensori degli imputati hanno deciso di rinunciare al ricorso al Tribunale del riesame. Femminicidio di Giulia Cecchettin, chiuso l'indagine della procura, Turetta verso il processo, l'accusa di omicidio premeditato aggravato dalla crudeltà, l'assassino accusato anche di stalking. Maltempo sulla Marca, un igo di Pederobo, un albero finisce su un'auto in corsa, a Mogliano paura per un pino spezzato in due davanti a una scuola. Una decina di famiglie rischia di rimanere isolata da una frana a Monfumo, il cedimento risale a novembre e da allora la situazione è ulteriormente peggiorata. Ladri in una scuderia di cavalli a Roncade, rubate 13 selle usate per i corsi dedicati ai bambini e ai disabili. L'appello: se qualcuna delle selle usate ci aiuti. Ex collaboratore di giustizia trasferito nella Marca dalla Campania è accusato di aver organizzato un traffico di eroina in tutta la provincia. Al via il processo. A Musaro di Trevignano lo storico medico di base va in pensione, 1800 pazienti costretti a percorrere anche 15 km per raggiungere il nuovo ambulatorio. Parte una raccolta firme. Prosecco di OCG, concluso il mandato di Elvira Bortolomeo alla guida del consorzio del Superiore. Si vota il nuovo CDA alla presidenza verso Franco Adami. A Castelfranco i funerali di Alberto Catania, il presidente del calcio Montebelluna, scomparso a 63 anni, la maglia della squadra sulla bara. La moglie dice: eri tutto il mio mondo, i figli, grazie papà. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso è dunque in primo piano, un'ampia pagina di cronaca a partire dall'omicidio di Margherita Ceschin e il delitto di Conegliano, nuove prove, nella fattispecie anche messaggi. Inchiodano i killer e il mandante del delitto di Conegliano. Oggi i difensori degli imputati hanno deciso di rinunciare al riesame. Il capo della procura Martani dice ci sono ulteriori importanti elementi. Le indagini erano proseguite, avevano raccolto altri elementi molto importanti, in particolare il bigliettino che uno degli indagati in carcere aveva cercato di far arrivare a Lorenzon, più anche altri elementi recuperati da delle chat di telefonini sequestrati, e quindi credo che questi qui siano gli elementi che hanno indotto la difesa a rinunciare al riesame. Così il capo della Procura di Treviso, che parla delle nuove prove raccolte dagli inquirenti. Rilevante lo scambio di messaggi piuttosto chiari e inequivocabili fra Candy Maria Rodriguez, indagata per concorso in omicidio volontario, fidanzata di Joel Lorenzo, il palo della banda omicida, ed il cognato, che non sarebbe però indagato. Discorsi fra i due sul delitto, frasi esplicite che non sono passate inosservate agli inquirenti. Preghiamo Dio che non trovino nulla, sappiamo che hanno fatto una cosa brutta e chiedo scusa a Dio per quello che ha fatto mio fratello. Però le cose sono fatte e l'unico che potrà giudicarli è Dio. E poi il dialogo continua parlando anche del compenso che Enzo Lorenzon, ex marito della vittima, doveva ai killer. Se una persona, per gli investigatori Enzo Lorenzon, ha i soldi, vive bene ed è benestante e commissiona una cosa del genere e offre una cifra, perlomeno deve avere più del 50% disponibile per effettuare il pagamento, perché quello che lui ha commissionato è stato fatto. Una nuova prova, pesante come un macigno, che inchioderebbe i killer sull'omicidio di Margherita Ceschin, la 72enne aggredita ed uccisa nella sua abitazione a Conegliano. Un delitto, secondo gli inquirenti, commissionato dall'ex marito, che avrebbe assoldato un vero comando, persone originarie, tutte di Santo Domingo. Joan Maria Guzman, l'intermediario, Joel Lorenzo, il palo presente sulla scena dell'omicidio, ancora latitante. José Matteo Garcia e Sergio Lorenzo, i due killer. Le difese hanno deciso di rinunciare al riesame a Venezia. Gli indagati rimangono in carcere mentre Lorenzo rimane in casa di riposo per motivi di salute. Questo qui è una conferma, ancora anche se non definitiva, perché poi ci sarà giudizio, una conferma della serietà del lavoro degli inquirenti. E a proposito dell'omicidio Ceschin, sentiamo allora le parole dei legali degli imputati. La rinuncia al riesame è arrivata nelle ultime ore. I difensori degli imputati, l'avvocato Fabio Crea, legale di Lorenzone Guzman, e l'avvocato Mauro Serpico, legale di Sergio Lorenzo, d'accordo con i propri assistiti, hanno così spiegato la motivazione di questa scelta.
Tenuto conto della chiusura delle indagini preliminari e dell'ormai prossimo inizio del processo, riteniamo che l'impianto accusatorio debba essere valutato da parte dei giudici del processo di merito, senza alcun previo giudizio da parte dei giudici del riesame che, come noto, devono limitare la loro valutazione soltanto alla gravità indiziaria e non alle prove. Arriviamo al processo sostanzialmente con un provvedimento, quello della Corte di Cassazione, che aveva detto che gli elementi, la motivazione, così come allora effettuata dal Tribunale di Esame, non era una motivazione sufficiente per delineare tanto il mandato quanto i singoli ruoli. Noi riteniamo che sia opportuno che questi vengano a questo punto valutati, visto la chiusura delle indagini, parte del giudice del processo, dei giudici del processo. Sulle nuove prove raccolte dagli inquirenti, l'avvocato Crea dice: non possiamo negare che abbiano un certo peso, un certo spessore, e quindi riteniamo che debbano essere valutati innanzitutto approfonditamente e soprattutto ed eventualmente spiegati da parte di quelli che sono gli attuali indagati e magari anche coloro che hanno interloquito con questi messaggi, che vorrei sottolineare non sono i soggetti che oggi sarebbero dovuti comparire davanti al Tribunale di Esame, cioè Guzman, Sergio Lorenzo e Lorenzon. Si tratta di colloqui tra soggetti diversi e quindi anche il fatto che non provengano da parte degli attori attuali di questo procedimento cautelare ritengo che consigli un approfondimento ulteriore. E poi c'è un altro femminicidio, è stato l'evento simbolo per questa piaga l'anno scorso, e cioè il femminicidio di Giulia Cecchettin. Allora lasciamo per un attimo la Marca trevigiana, andiamo a Venezia, dove la Procura ha chiuso le indagini sulla vicenda con Filippo Turetta verso il processo, e le accuse sono pesantissime. Omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, è aggravato anche da altre aggravanti, che sono in particolare di aver agito con crudeltà ed efferatezza. Non solo premeditazione ma anche crudeltà, una mente che ha agito con lucidità, quella di Filippo Turetta, accusato dell'omicidio di Giulia Cecchettin avvenuto l'11 novembre scorso. La Procura di Venezia ha dunque chiuso le indagini svolte dai carabinieri, contestando al 22enne di Torreglia, ora detenuto nel carcere veronese di Montorio, l'omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, oltre all'accusa di sequestro di persona, porto d'arma continuato e occultamento di cadavere. La decisione di contestare l'aggravante della premeditazione, motivo per cui non si potrà chiedere il rito abbreviato, si è basata sull'attività riscontrata da Turetta nei giorni precedenti l'omicidio. Tutta una serie di elementi, quali la ricerca dei luoghi tramite internet, acquistando il materiale necessario per immobilizzare la vittima, la cartina stradale necessaria per i movimenti, pianificando gli acquisti di beni strumentali che servivano per l'azione criminosa e proponendo inoltre, progettando nel dettaglio le fasi violente della propria azione e quindi il silenziare la persona offesa. Con il nastro adesivo su bocca, mani, caviglie e ginocchia. E ancora la ricerca del luogo in montagna dove poter lasciare il corpo di Giulia e l'essersi procurato il necessario per sopravvivere. A Turetta viene infine contestato anche il reato di stalking. La contestazione del 612 bis 1 e 2, cioè avendo una relazione intrattenuta con la Cecchettin, non accettando la volontà di interrompere il rapporto affettivo, poteva in essere reiterate azioni moleste e minatorie. Questa è un'aggravante non da molto inserita nel codice, che peraltro, essendo precedente ai fatti, gli è stata contestata. Se il giudice per le udienze preliminari confermerà le accuse, si arriverà a un processo davanti alla Corte d'Assise più o meno verso la fine dell'estate, con la pena prevista che arriva fino all'ergastolo. Il passaggio davanti al giudice che deciderà sul rinvio a giudizio sarà anche la sede in cui l'avvocato Caruso, legale di Turetta, svilupperà le tesi della difesa. Il procuratore ha comunque ribadito che sarà solo la giuria a stabilire la colpevolezza del 22enne, che finora è stato sentito solo una volta dal pubblico ministero dopo il suo arresto. Noi abbiamo cercato,
come sempre si fa, peraltro almeno in questo ufficio, di essere il quanto più possibile obiettivi ed equilibrati nella valutazione dei fatti. È comunque una valutazione fatta dalla Procura e quindi queste valutazioni devono essere sottoposte in sede di contraddittorio con la difesa all'organo giudicante che dovrà valutarne la fondatezza. Giulia Cecchettin fu accoltellata anche all'interno dell'auto da Filippo Turetta nei sedili posteriori quando già si stava dissanguando dopo che l'ex fidanzato l'aveva già colpita con un fendente letale mentre lei stava tentando di fuggire nella zona industriale di Fossò. È l'ipotesi sulla dinamica della morte della giovane che emerge dalle analisi medico-legali e scientifiche nell'inchiesta dei Carabinieri e della Procura di Venezia, indagini che sappiamo sono chiuse in vista della richiesta di processo. Dunque nella zona di Fossò il fendente letale e poi l'accanimento in auto mentre Giulia si stava dissanguando. Questo a conferma delle pesantissime accuse per Turetta. E poi c'è da capire cosa farà la difesa. Una possibilità difensiva per Turetta potrebbe essere quella di chiedere ai giudici di valutare la sua dimensione psichica. Lo ha dichiarato all'AGI l'avvocato Emanuele Compagno, che era stato ex legale del 22enne che lo seguì a inizio vicenda, poi sostituito, come sappiamo, da Giovanni Caruso. Dice Compagno: parlai con Turetta in una lunga telefonata dopo che lo fermò la polizia tedesca. Aveva capito quello che aveva fatto, era disperato ed estremamente provato. Fin dal 2005, ha concluso Compagno, il disturbo di personalità è riconosciuto come elemento che può ridurre in modo significativo la capacità di intendere e di volere. E poi c'è lui, e poi c'è Papagino che dice: processo o non processo, nonostante la fiducia della magistratura, nessuno mi riporterà indietro la mia Giulia. A meno che non riporti in vita Giulia, cosa cambierà nella mia vita? Qualsiasi sarà l'evoluzione, Giulia non tornerà. Sono queste le parole di Gino Cecchettin nel giorno in cui la Procura annuncia la chiusura delle indagini con i capi di imputazione nei confronti di Turetta, che avrebbe agito con premeditazione, crudeltà e efferatezza. Parole che pesano come macigni per un padre che ha perso la figlia da 6 mesi in un modo tanto brutale. Mi affido alla magistratura e agli avvocati che seguono il caso. Tutti godono della mia massima stima e fiducia. E sono anche convinto che il procedimento a me non darà particolari preoccupazioni e vorrei restarne fuori il più possibile, tenendomi un po' distante, perché penso che indipendentemente da come si evolverà il processo, nulla mi potrà ridare mia figlia. Ancora una volta non c'è rabbia né sete di una sentenza esemplare nelle parole di Gino Cecchettin, il cui obiettivo principale ora è portare avanti la memoria di Giulia. Quello che deciderà di fare la magistratura e gli organi competenti a me andrà sicuramente bene. Per me è giunto il momento di creare valore e andare avanti su altre cose. Ricordare Giulia è solo il mio unico obiettivo, e mantenere vivo il suo ricordo. Altro, la parte di processo, ripeto, a me interessa poco, pur facendo affidamento sulla giustizia, perché chiaramente ci deve essere, però tutto quello che ne verrà fuori io lo accetterò. Nel ringraziare procura e investigatori, il legale della famiglia Cecchettin, Stefano Tigani, fa sapere che ora ci si preparerà al processo come parte civile, perché Giulia, conclude, abbia finalmente giustizia. Torniamo dalla Marca agli effetti del maltempo. A Unigo di Pederobba oggi un albero sradicato è caduto su un'auto, fortunatamente non si sono registrati feriti, era un'auto in corsa. Invece a Mogliano probabilmente il maltempo ha spezzato in due un albero, anzi una serie di pini, un pino sul quale era stato fatto anche un intervento di potatura nei giorni scorsi, recentemente. Insomma, una parte del pino è crollato sulla strada, fortunatamente nessuno passava su quella strada, peraltro davanti a delle scuole elementari. Attimi di apprensione nel pomeriggio a Mogliano Veneto, in via Olme, di fronte alle scuole elementari, per la caduta di un grosso ramo sulla sede stradale. Fortunatamente, data l'ora, non ci sono stati feriti o auto danneggiate. Sul posto è intervenuta la polizia locale, che ha provveduto a mettere in sicurezza l'area in attesa della rimozione della pianta. Da capire se le ragioni della caduta possano essere imputabili al meteo. Sembra che i pini della zona fossero stati potati da poco.
E poi c'è una frana che fa paura a Monfumo. I primi giorni di novembre è partita una piccola frana che è diventata un grande problema. Sono trascorsi 6 mesi, la situazione non solo non è migliorata, ma è semmai peggiorata. La frana che verso la fine di via Col degli Ulivi, sulle colline di Monfumo, si è verificata durante l'ondata di maltempo di inizio novembre, da un fronte di un paio di metri è più che raddoppiata. La primavera piovosa ha aggravato lo scenario. Fortunatamente non vivo qui, ma l'attività e le mie vigne sono qui a Monfumo. E questo sta diventando un problema, perché non riuscirà, se le cose proseguiranno così con tutte queste piogge di quest'anno, per me vorrà dire non riuscire più a entrare nella vigna, e è un problema minore rispetto alle 8 famiglie che vivono qui un poco più avanti. Non c'è altra entrata per quelle case lì, è l'unica strada che loro possono percorrere per andare a casa a dormire post lavoro. Inevitabile per una decina di famiglie residenti transitare lungo questa strada, con il risultato che lo stesso passaggio delle auto contribuisce per forza di cose a far franare la ghiaia sotto il manto di bitume. Lo conferma anche questo residente: finché la stretta carreggiata era sterrata non c'erano cedimenti. Capitata dopo che hanno messo asfalto con i tubi di scarica dell'acqua, insomma. Nati si ha provato anche a mettere dei lamiere con l'acqua in fondo, ma non c'è stato niente da fare, perché i tubi hanno cominciato a staccarsi da uno all'altro. E ha provato anche a metterli a posto, ma non è servito a niente. Non è di qua avere una fila di piante da frutto, è nato tutto in fondo intanto. La situazione sta diventando oltremodo grave, dicono gli abitanti della zona, che si appellano alle autorità. E stiamo attendendo che ci diano delle risposte, qualcosa dovremmo fare o dovranno fare. Se questo problema fosse stato preso all'inizio avremmo speso tutti meno soldi e avremmo messo a posto in poco tempo il problema. Aspettando, purtroppo, le spese sicuramente saranno più alte per tutta la comunità e i problemi più grandi da gestire. Torniamo alla cronaca, ancora grave per le fratture multiple, ma non dovrebbe essere fortunatamente in pericolo di vita il 54enne operaio che ieri, lo ricordiamo, l'abbiamo raccontato, è rimasto schiacciato da un'auto mentre stava lavorando all'interno di un pozzetto. Il grave incidente a Conegliano, lungo via Marco Ra. Una donna del posto che al volante dell'auto ha perso il controllo della vettura, prima andando a battere la recinzione dell'abitazione, come vediamo, e poi finendo la corsa proprio sopra il pozzetto dove stava lavorando l'operaio. Le indagini della polizia locale, fra le ipotesi quella dell'automobilista che possa essere stata colta da un malore o da un colpo di sonno. Il 54enne resta grave dunque, ma sarebbe fuori pericolo. E poi a Roncade, lo abbiamo raccontato anche in diretta con Cristian Alboito durante la prima edizione, i ladri scatenati in una scuderia portano via selle di marca per 20.000 euro. C'è anche l'appello dei gestori di questa scuderia. L'istruttrice arriva un po' prima di me e mi chiama e mi fa: Dennis, dove hai messo le selle? E gli faccio: là, al solito posto. E mi fa: no, qua non ci sono. Faccio: ma neanche la mia? No. E alla fine siamo accorti, hanno rubato 13 selle, tra americani, inglese, selle e finimenti, tutta roba di pregio, di valore in pratica. Ma è successo in 20 anni di attività che ho i cavalli, non è mai successo un furto a casa mia. Il primo a non crederci è stato proprio Dennis Foltran, presidente dell'associazione che gestisce le scuderie La Rosa Bianca in via Longhina Roncade. È qui in aperta campagna che i ladri hanno colpito verosimilmente nel weekend. Le selle si trovavano all'interno del capannone dei cavalli. È stato un furto mirato, hanno scelto con cura la roba, l'attrezzatura da rubare e hanno portato via del materiale importante per noi, perché senza selle non possiamo fare il nostro lavoro. Ecco. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri, che probabilmente incroceranno le immagini delle 11 telecamere presenti in questa strada chiusa, dove si trova anche un ripetitore GSM. Foltran qualche sospetto già ce l'ha. Sicuramente gente che conosce il posto, che io ho chiamato sempre amico, gente che ho aiutato magari e che ha pensato bene di tradire la nostra fiducia, la nostra amicizia in pratica. Cioè, sicuramente conoscevano la nostra situazione, sapevano dove mettevamo il materiale, sapevano come agire. In attesa di capire se l'area furtiva potrà essere recuperata, dalle scuderie parte un appello. I corsi per i bambini e le attività a sostegno dei disabili devono andare avanti senza intoppi. Se qualcuno vuole aiutarci, cioè se ha una serie di magazzino che non usa o una roba vecchia a casa e può donarcela o prestarcela nell'immediatezza, cioè subito, siamo senza.
e quindi abbiamo bisogno di lavorare come tutti quanti. Sarebbe stato più brutto che ci avessero rubato i cavalli, però anche le selle sono fondamentali per la nostra attività. E poi il furto all'ex sede di Casa Zero a Nervesa della Battaglia, sparito materiale edile per circa 30.000 euro. A scoprire l'ammanco è stato il curatore fallimentare della struttura situata in via Priula, che nelle ultime ore ha presentato denunce ai carabinieri. Lo ricorderete, Casa Zero era nell'occhio del ciclone, è finita l'onore della cronaca per altre questioni, certo non per i furti ma per altre questioni e per proteste sul super bonus. Durante un sopralluogo infatti si è accorto il curatore fallimentare della mancanza di caldaie, pompe di calore e varie attrezzature presenti nel magazzino. I ladri sarebbero entrati in azione nel periodo compreso tra fine aprile e inizio maggio, forzando una finestra al primo piano e utilizzando un furgone per portare via il materiale. I militari sono al lavoro grazie all'ausilio delle immagini di videosorveglianza della zona. Ancora la cronaca, traffico di droga della Marca, a gestirlo un ex collaboratore di giustizia, un ex pentito di camorra che si trovava nella Marca, spostato per questioni di sicurezza proprio nella Marca. Ha iniziato oggi il processo. Aveva organizzato una rete di spaccio nella Marca, gestito tra la sua abitazione ed alcuni locali pubblici. I fatti risalgono al 2016. È iniziato il processo a carico di un ex collaboratore di giustizia, 67enne, originario della Campania, e il fratello 50enne di un ex sindaco dell'Interland trevigiano. Entrambi sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'avvocato Murgia, che difende il 50enne, ha chiesto e ottenuto la derubricazione a lieve entità per la fattispecie imputata al suo cliente. Secondo gli investigatori, il 67enne, dopo il suo trasferimento dalla Campania, avrebbe preso in gestione un pub a Preganziole, trasformandolo ben presto in un supermarket della droga. Controllato e pedinato dalla polizia, per lui sono scattate le manette. All'interno di un forno a microonde sono state trovate alcune dosi di stupefacente, soprattutto cocaina. Fra i clienti, impiegati, professionisti, studenti, ma anche operai. Dopo la condanna, l'ex collaboratore di giustizia non ha però rinunciato agli affari e, nonostante l'obbligo di pernottamento nella sua abitazione, ha continuato a spacciare, rifornendosi da un cittadino straniero residente poco distante da lui. Osservato speciale da parte degli uomini della squadra mobile, che hanno continuato a controllare i suoi spostamenti. Nei mesi il 67enne ha ampliato il traffico di droga nella Marca, affittava diverse macchine all'aeroporto con le quali si spostava in tutta la provincia. È scattato così il blitz della polizia. All'interno dell'abitazione gli hanno trovato un vero e proprio bazar. A finire nei guai anche il fratello di un sindaco di un comune del Trevigiano. Anche per lui è scattata la perquisizione. Nella sua casa i poliziotti hanno trovato una minima quantità di droga. E poi la truffa del finto operatore bancario, l'ultimo caso ci porta a Breda di Piave. La scusa è stata quella di verificare la presenza di un bonifico sospetto, in realtà inesistente, ma lo stratagemma gli ha permesso alla fine di farsi accreditare la somma di 4.000 euro nel proprio conto corrente. L'ultima truffa del finto operatore bancario ci porta a Breda di Piave, dove la vittima è un 53enne del posto. Nei guai, grazie alle indagini portate a termine dai carabinieri, è finito un 35enne di Torre Annunziata, denunciato all'autorità giudiziaria. L'uomo, dopo aver chiamato il trevigiano fingendosi un addetto di sicurezza dell'istituto, lo ha convinto a utilizzare l'app presente sul proprio telefonino e a digitare il codice OTP utile poi al successivo passaggio di denaro. Portata a termine l'operazione, per rendere il tutto più plausibile, ha poi consigliato al suo interlocutore di recarsi in banca per una verifica puntuale della situazione. Ma giunto allo sportello, il 53enne non ha potuto che realizzare la presenza dell'ammanco economico e a quel punto non gli è rimasto altro che presentarsi in caserma. Adesso pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Rieccoci in diretta, il telegiornale di Treviso, parliamo di sanità, andiamo a Musano di Trevignano dove lo storico medico di base va in pensione e questo crea un grossissimo problema per i pazienti. Noi siamo 1800 assistiti al dottor Sponza che ci troviamo la prossima settimana senza di lui. C'è preoccupazione a Musano di Trevignano per il termine dell'incarico previsto per sabato 18 maggio del dottor Giovanni Battista Sponza, storico medico di base di questa frazione da 2500 anime. Per buona parte di questi ora c'è da scegliere un nuovo professionista, ma non mancano le problematiche, soprattutto per chi è avanti con l'età. La richiesta che facciamo, che è la prima difficoltà più importante, è quella che avendo il medico fuori a 15 km come
come l'hanno proposto loro a Caerano. Noi abbiamo diversi anziani che sono non autosufficienti e non sappiamo come coprirli. Come facciamo? Lì ci sono le famiglie che sono disperate, capisco quello che forza e sta bene, in caso è già una difficoltà, però si può anche spostare, mentre queste realtà qui no, sicuramente no. Per agevolare l'utenza nella sostituzione, l'ULSS ha previsto l'apertura di uno sportello straordinario presso Casa Zanatta di via San Gerardo lunedì, martedì e mercoledì della prossima settimana dalle 9 alle 18. Caerano è per questi cittadini troppo distante. Sul tema è stata indetta una raccolta firme. E ci appelliamo anche a tutte le strutture, insomma, non solo a l'ULSS, ma al Comune per vedere, trovare una soluzione, secondo me, di quello di un ambulatorio che va a incentivare il medico che comunque deve muoversi per venire nella nostra struttura, ma anche a livello regionale ci muoviamo un pochettino per capire di distribuire le cose un po' più da vicino a noi, non spostate di 15 km, non è così semplice e facile spostare 1800 pazienti, il spostamento di 15 km per noi è una cosa abbastanza dura e grave. All'esterno dell'ambulatorio del dottor Sponza, a cui viene riconosciuta molta professionalità per il lavoro svolto nei decenni, è stato affisso un cartello di ringraziamento. Per il futuro non mancano le incognite. Resta un paese vuoto, senza la cosa più importante che per me è la salute e il medico. E avere un medico in paese è una cosa importante, insomma. La chiesa parrocchiale, nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista di Motta di Livenza, venerdì pomeriggio alle 16 i funerali di Diego Rulli, il 53enne deceduto all'ospedale di San Vito al tagliamento dopo un'operazione chirurgica alla spalla. Il rosario è in programma domani sera alle 20 nello stesso luogo di culto mottense. Diego Rulli, autotrasportatore alla Friuli Intagli di Prata di Pordenone, lascia la moglie Federica e i figli Matteo, Alessi e Sara. Dopo l'intervento nel nosocomio San Vitese lo scorso 24 aprile era stato trovato senza vita nella sua stanza da letto. A stroncarlo sarebbe stato un problema di natura cardiaca. Nel pomeriggio di oggi invece in Duomo a Castelfranco i funerali dell'imprenditore Alberto Catania, presidente del Calcio Montebelluna. Dalla prima squadra ai ragazzini delle giovanili schierati in divisa ai lati dell'uscita del Duomo per salutare il loro presidente. Sul feretro la maglia numero 1. Due città unite, Castelfranco e Montebelluna, per l'addio all'imprenditore Alberto Catania, fondatore dell'azienda Prodeco Pharma e presidente proprio del Calcio Montebelluna, scomparso a 63 anni. In prima fila i sindaci Stefano Marcone ed Alberto Bordin, in apertura della funzione in ricordo della moglie Elena, letto dal fratello. Non riesco a trovare le parole per esprimere quanto sia grande per me la perdita di mio marito. Era tutto il mio mondo, un mondo di amore, sostegno, comprensione e rispetto. Mi ha dato un mare di felicità e spero di aver reso felice anche lui. Ho perso il miglior marito, amico e mentore del mondo. Il mio dolore e il mio amore per te sono infiniti. E poi il ricordo dei figli, Giovanni, Tommaso ed Edoardo. Sarai il nostro faro nei momenti bui e la nostra bussola quando ci gireremo su noi stessi alla ricerca di un nord che non sappiamo riconoscere. Per tutto ciò che è stato e per ciò che sarà. Grazie papà. Lui mi ha dato un grande insegnamento. Non me l'ha impartito, mi ha solo dato l'esempio. Lui aveva questo dono, il dono di prendere tutte le cose che gli capitavano nella vita e di migliorarle. Lui le prendeva, le riceveva e le lasciava migliorare. Il commosso saluto dei colleghi di lavoro. Ci sono uomini che vivono, uomini che muoiono, ma ci sono uomini che restano per sempre nel cuore. Sono rari questi uomini, come raro eri tu, caro Alberto. Sei e sarai sempre il nostro capitano. Doti umane e professionali ricordate anche nell'omelia. Non è stato un imprenditore qualsiasi, perché ha saputo e voluto coniugare all'aspetto prettamente commerciale anche una sensibilità umana e sociale dentro e fuori l'ambiente lavorativo, direi non comuni. L'uscita, la pioggia, l'ultimo saluto, il grazie per una vita spesa per stimolare gli altri a dare il meglio.
Andiamo sulle colline del Prosecco adesso, dove saranno votati con tutta probabilità solo in tarda serata i nomi del nuovo consiglio di amministrazione del consorzio del Prosecco superiore di OCG, convocata a porte chiuse dalle 14.30 al Careni di Pieve di Soligo. L'assemblea dei soci è chiamata a indicare 6 referenti tra gli imbottigliatori, 5 tra le cantine sociali e 4 tra i viticoltori puri. E tra questi sarà scelta la nuova presidenza della denominazione, in quanto l'attuale non sarà rinnovata. A ottenere maggiori consensi sarebbe Franco Adami, per il momento dell'Adami Spumanti, e referente del mondo del Prosecco per Confagricoltura a Treviso. Per lui sarebbe un ritorno dopo 9 anni di presidenza terminate nel 2011 con il passaggio del testimone a Innocente Nardi. E intanto si chiude l'era di Elvira Bortolomiol. Sono stati 3 anni molto entusiasmanti, molto anche difficili, ma devo dire che il lavoro che abbiamo fatto di squadra, sia all'interno del consorzio che con tutti gli stakeholders della denominazione e ovviamente con i nostri consiglieri, è stato un lavoro di grande coordinamento. Passerà alla storia come la signora che ha saputo tenere a bada le diverse anime del consorzio Prosecco Superiore, perché non va dimenticato come è iniziato l'incarico il 15 luglio del 2021. La sua elezione era avvenuta in un clima di spaccatura profonda tra produttori e imbottigliatori sul futuro della DOCG, secondo i primi costantemente assediata dalla DOC, rea di sfruttare le storiche colline per poi vendere il prosecco di pianura. È l'eterna disputa tra chi il vino più venduto al mondo lo coltiva a forza di braccia e in pendenza e chi abbatte i costi con la meccanizzazione quasi totale di vigne e cantine. Disputa che stava portando ad una vera e propria diaspora all'interno della denominazione più blasonata del Prosecco. Così la presidente Bortolomiol ha cercato di ricostruire ponti dentro e fuori la denominazione, chiamando al suo fianco il direttore Diego Tomasi, dopo anni di vuoto lasciato dall'uscita di Giancarlo Vettorello, e poi puntando sul rilancio della DOCG sia sul piano della sostenibilità che della comunicazione. La sostenibilità riconosciuta, l'aumento del valore del nostro prodotto, un nuovo modo di organizzare l'enoturismo nella nostra denominazione, l'internazionalizzazione e la rete, soprattutto la rete che abbiamo saputo creare con i tavoli di discussione all'interno della nostra denominazione del Conegliano Valdobbiadene, assieme ai sindaci, assieme come dicevo agli stakeholder più importanti, ma anche assieme a quelli che sono i rappresentanti degli eventi che si organizzano in questa denominazione. 3 anni soprattutto di mediazioni, come nel settembre scorso per il caso dei cartelli e dei bus mom con la sola scritta Prosecco, che rischiavano nuovamente di spaccare la denominazione. In quel caso è stato l'immediato intervento della Presidente a far rientrare i ribelli tra le fila dei produttori. Dal 15 maggio si chiude dunque questa era per aprirsi un altro capitolo in una DOCG dove le sfide non mancano. Ma comunque Elvira Bortolomiol rimarrà nella saga di questo vino, come la signora del Prosecco eroico che ha saputo domare le tante e infuocate anime del superiore UNESCO. Ambiente e territorio, partono i lavori di messa in sicurezza delle 3 ex discariche lungo via Belvedere a Roncade. La discarica 2B per rifiuti speciali non tossico-nocivi di San Floriano avrà una vita breve. Sembra passato un secolo, invece erano gli anni '80 quando i rifiuti in maniera indifferenziata finivano puntualmente in discarica, un'eredità ingombrante che solo una programmazione attenta degli interventi può superare, come nel caso di Roncade, dove sono iniziati ufficialmente i lavori di messa in sicurezza delle 3 ex discariche di via Belvedere, un'area da 60.000 metri quadrati dove sono state conferite circa 26.000 tonnellate di rifiuti. Nelle nostre immagini di archivio, come erano all'epoca e come diverranno grazie all'azione congiunta di Comune e Consorzio Priula attraverso il braccio operativo Contarina. È il coronamento finalmente di un impegno che abbiamo profuso in molti anni. Siamo riusciti a passare da un semplice finanziamento per una mera copertura delle ex discariche ad un'integrale bonifica. Messa in sicurezza, ma non solo. Su questi terreni non compatibili con le coltivazioni sorgeranno anche degli
degli impianti fotovoltaici con cui si potranno costituire delle comunità energetiche. Che fanno bene sia ai nostri risparmi come famiglie e come comunità. Fondamentale il contributo della Regione del Veneto nell'ambito del piano di bonifica dei siti inquinati. Stiamo parlando di parecchi milioni di euro, qui interveniamo con 3.600.000 euro, a Treviso stiamo intervenendo in un'altra discarica con un intervento ancora più corposo, l'altro giorno sono stato a Loria dove anche lì si sta intervenendo, insomma purtroppo ci sono queste situazioni diffuse nel territorio, però è anche giusto dire che noi qua stiamo intervenendo a differenza di quello che accade in altre regioni d'Italia. È un carico di responsabilità che durerà per decenni, perché dopo la bonifica ci si prende cura della pensione di queste vecchie discariche messe in sicurezza e mantenute in sicurezza per un lungo periodo. Il fatto di internalizzare questo costo alle generazioni più prossime a quelle che hanno utilizzato che discariche è un criterio di equità e di giustizia, in più di risparmio alla lunga, comprendendo più generazioni. Ieri sera a Ring, cambiamo argomento, l'emozione dei canti delle penne nere con il coro Stella Alpina di Treviso che ha partecipato con successo alla Donata dei Record di Vicenza. Vediamo e soprattutto sentiamo un piccolo estratto. Sul monte di Bassano noi ci daremo la mano, noi ci daremo la mano ed un bacin d'amore, ed un bacin d'amore, ed un bacin d'amore. Davide Furlan, grazie davvero, il maestro del coro Stella Alpina, reduce dall'ultima Donata, giusta la definizione, com'è andata intanto? È andata molto bene, non abbiamo fatto solo un concerto ma due, uno alle 6 e uno alle 9. Dall'alba del 16 giugno comincia il fuoco, l'artiglieria, terzo Alpini e sulla via Montenero a conquistare. Cristiano Furlan, buonasera, ben trovato. Sì. Che ci vuole dire? È stata una bella esperienza, ci siamo divertiti perché questa è la cosa più importante quando cantiamo tutti insieme. Il pubblico si è emozionato, che dire, meglio di così non si può, insomma. Monte Grappa, tu sei la mia patria, sopra te il nostro sole risplende, a te mira chi spera ed attende, i fratelli che a guardia ti stanno. Abbiamo visto questa massa enorme di gente, gli alpini, che 100.000 persone hanno sfilato, sono numeri incredibili. Ma penso che sabato sera saranno stati almeno 500.000 persone lì a Vicenza, quindi una cosa, abbiamo fatto più di 2-3 chilometri per entrare. Bravissimi, bravissimi, lunga diretta per gli alpini e sarà una lunga diretta anche quella di sabato quando tornerà in Veneto il Papa dopo la diretta non stop di Venezia, la diretta non stop per il Papa a Verona. Antena 3 vi racconterà dalle 7 del mattino di sabato questa altra storica giornata del Pontefice, questa volta a Verona per parlare di pace e di giustizia, dalle 7 in diretta sabato 18 maggio. E adesso andiamo nel Bellunese.
bellunese, dove sembrerebbe ormai ufficiale, gli atti dell'archivio processuale del disastro del Vajont resteranno a Belluno. Lo si apprende in una nota di encomio la decisione presa dal Ministero della Cultura, arrivata dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Solo poche ore prima il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani aveva fatto sapere di essere proprio al lavoro insieme al ministro Sangiuliano per trovare una soluzione anche normativa, se necessario, per garantire che un pezzo di memoria e di storia del territorio bellunese non venisse trasferito, come sembrava, alla città dove sono tenuti i processi, e cioè l'Aquila. Lo dobbiamo a tutte le vittime, ai familiari e a 2 regioni che ancora soffrono per una tragedia che ha sconvolto il paese. La chiosa di poche ore fa del ministro Ciriani, e a quanto pare la cosa sembra quasi ormai ufficiale, cioè che l'archivio del Vajont resterà a Belluno. CGIL, ANPI, Libera, Federconsumatori e Sunia sono i protagonisti di un ciclo di eventi sui diritti costituzionali. A neanche un mese dal 25 aprile è il tempo delle riflessioni, amare, quando si guarda al futuro della tutela dei diritti fondamentali come lavoro, istruzione, sanità, democrazia, libertà di espressione, capisaldi di una carta costituzionale che appare oggi sempre più fragile e minacciata. Si apre con queste parole l'incontro di presentazione dei membri della Via Maestra, comitato nazionale che ha scelto di portare il dibattito sul tema delle riforme costituzionali, con particolare riferimento al premierato e all'autonomia differenziata, tra la gente, con un ciclo di 4 incontri dove si evidenzieranno gli effetti peculiarmente critici che queste riforme potrebbero causare nelle realtà marginali come quelle della provincia di Belluno. Noi riteniamo, al di là dei ragionamenti nazionali, che sia proprio interesse di una comunità locale che oggi è debole perché sta invecchiando, sta diminuendo, avere una difesa nazionale dei diritti delle comunità, per cui la nostra posizione non è solo culturale, ma diciamo è anche di interesse rispetto a questa proposta di riforma. Purtroppo non si parla di questi temi e i cittadini, gli elettori, i lavoratori pensionati non sono così informati rispetto alle conseguenze di questi, soprattutto di queste due proposte di modifica della Costituzione, e quindi noi facciamo questo ciclo proprio per informare la popolazione e renderla veramente partecipe di quello che sarà il prossimo futuro politico. 4 gli appuntamenti in varie località della provincia con ospiti di rilievo, fra cui ricercatori, politici locali, ma anche deputati e candidati alle prossime elezioni amministrative, per dimostrare come il dibattito rispetto alla Carta Costituzionale sia quanto mai argomento di attualità. Prima tappa venerdì 17, ore 18 alla Sala Muccin del Centro Giovanni XXIII a Belluno. Adesso nel capoluogo, dove il gruppo consigliare di minoranza Insieme per Belluno Bene Comune ha fatto il punto sull'operato della Giunta De Pellegrin. Il sentimento più diffuso è lo sbigottimento, dopo che in risposta all'interrogazione presentata dalla capogruppo di Insieme per Belluno Bene Comune Lucia Olivotto in Consiglio Comunale si è appresa l'intenzione dell'amministrazione di spostare il comando di polizia locale e il COC nei prefabbricati del Parco Città di Bologna. Edificio prefabbricato indecoroso e inadeguato, la replica tempestiva del gruppo di minoranza che si domanda come in una ex scuola elementare sia possibile allestire ad esempio un'armeria, ricordando che ora i vigili sono dotati di taser come disposto dall'assessore alla sicurezza, ma anche ricordando come quell'area non disponga di un parco macchine, e si domandano, sempre i consiglieri, cosa accadrebbe in caso di arresti o trasferimento in centrale di soggetti che dovrebbero transitare nel parco cittadino frequentato da bambini e famiglie. Non ci sembra dignitoso che il comando della polizia locale di una città capoluogo si collochi in un prefabbricato. Riteniamo siano necessarie anche delle forme di sicurezza che non ci sembrano opportune e possibili in questo luogo. Solo uno dei tanti nodi da sciogliere. Questa mattina l'incontro con la stampa per presentare le molte questioni sul tavolo. I 150.000 euro a bilancio per la Vasca Tuffi, addirittura 3 le versioni di pubblico dominio. Quella del Corriere delle Alpi, che riporta le intenzioni citate del numero 1 di Sportivamente Andrea Terribile e dell'assessore Gamba di smantellare la vasca da 5 metri e i relativi trampolini. La smentita del sindaco in Consiglio Comunale, che ha parlato invece di fondi per l'aumento del capitale sociale, e la versione pubblica di Gamba di un cofinanziamento da parte di uno sponsor per manutenzioni straordinarie.
il caos. Il gruppo, dal canto suo, rilancia con un emendamento alla delibera di bilancio affinché i fondi siano utilizzati per manutenzioni straordinarie sì, ma alla spesa arena. Visto anche proprio il progresso della nostra pallavolo, penso che si possa partire da questa somma per intervenire su quell'impianto, perché riteniamo che la Vasca Tuffi sia un impianto bellissimo e vada promosso e non distrutto. Ci sono anche le questioni in merito alla vicenda del Nevegal, del regolamento dei capi frazione, ma anche i nodi della cultura, con l'intitolazione resa nota oggi del Museo Civico a Sebastiano Ricci. Per la minoranza un'attribuzione quanto mai impropria, visto l'irrisorio numero di opere dell'artista a disposizione. Ad ogni buon conto, il Consiglio non ne sapeva nulla, lo apprendiamo dalla stampa, riferiscono i consiglieri, che si appellano affinché questo modus operandi di bypassare il Consiglio Comunale e presentare le iniziative a giochi fatti venga sostituito da un coinvolgimento fattivo della politica locale e della popolazione, slogan peraltro ampiamente sbandierato in campagna elettorale. È tutto anche da Belluno, grazie per averci seguito, arrivederci.